Grazie, grazie a tutti. Compagni e compagni, benvenuti. Certo, l'orario è un po' andato avanti, poi Lucio Gravazzoni ci ha parlato di cibo buono e a quest'ora i succhi gastrici cominciano a farsi sentire, quindi cercherò di non tirarla molto per le lunghe, però qualcosa ve la voglio dire perché è giusto che sappiate che io, per chi non lo sa, ho fatto per 43 anni qualcos'altro, ho fatto il magistrato che si è occupato di un grave fenomeno come la mafia, la criminalità organizzata, la corruzione, e poi ho deciso di spostarmi, non scendere in campo, però spostarmi in politica. Perché spostarmi? Perché gli ideali che avevo, gli ideali di giustizia, di libertà, di ricerca della verità, non li ho mai abbandonati. Nello spostarmi in politica ho ritenuto che si potesse fare politica anche continuando a seguire quegli ideali. E però il giorno dopo che sono entrato in Senato, dove pensavo di dare il mio apporto sui temi della giustizia, proprio per la mia esperienza precedente, sono diventato Presidente del Senato. E il giorno successivo sono riuscito appena a presentare un disegno di legge il primo giorno, e il primo giorno una legge sulla corruzione e l'economia criminale. Dal secondo giorno poi da Presidente del Senato diventi super partes, non voti, non puoi presentare disegni di legge, devi solo far rispettare il regolamento e suonare la campana per chiamare all'ordine tutti i senatori. E quindi capite che io pensavo di portare le mie idee politiche in politica, le idee che avevo da ragazzo. Vedo qui tanti ragazzi. E mi viene in mente quando io ragazzo andavo con mio padre ai comizi, no? Mi portava, allora non c'era televisione, c'era solamente questo modo di comunicare le idee politiche, quindi prima delle elezioni mi ricordo, io ho vissuto a Palermo tutta la mia giovinezza e ricordo Piazza Massimo dove c'erano i comizi di Nenni, di Saragat, di Almirante, perché poi mio padre mi portava a tutti, no? Perché dice tutti devi col pluralismo delle idee devi farti le tue idee. Però siccome le sue idee erano quelle socialiste, diciamo un socialismo di allora, quello dei principi di eguaglianza, cioè io tendenzialmente e naturalmente, anche perché sono degli ideali, dei valori talmente universali e talmente belli che non si può non essere di sinistra e non si può non essere di queste idee, di questi valori. Allora, capite che queste idee sono rimaste dentro di me. Quando le idee incominciavano a circolare, pensate che nel 68 io, avendo 24 anni, ero già magistrato, quindi non ho potuto vivere il 68 per le strade insieme ai miei coetanei, perché essendo magistrato queste idee sono rimaste dentro di me. Naturalmente perché? Perché qualcuno ancora si meraviglia, dice ma Grasso di sinistra, ma quando mai? Grasso è un moderato, non ha mai manifestato, e questo vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro da magistrato senza manifestare le mie idee, e questo mi dà un riconoscimento. E invece c'erano queste idee che ora finalmente sono venute fuori, e sono venute fuori in una maniera deflagrante nel momento in cui è arrivata, dopo tante leggi che da Presidente del Senato ho visto passare senza poter intervenire, e con, come si dice, le budella che alle volte rivoltavano un po', si attorcigliavano e poi non potevi fare niente, perché ho visto passare il Jobs Act, la buona scuola, la riforma costituzionale, la legge elettorale, cioè ho visto già passare una legge elettorale come l'Italicum che poi è stata dichiarata incostituzionale prima ancora di essere attuata, quindi capite un po' come, diciamo.
e alla fine non ce l'ho fatta più, perché quando è arrivata la legge elettorale, come ci ha ricordato anche Giulio, è arrivata la legge elettorale con 5 fiducie e senza poterla discutere. Beh, pensate, il Senato, io il Presidente del Senato, porto ai senatori qualcosa e si chiede la fiducia prima ancora di fare la discussione, non dico niente di la discussione, poter discutere la legge che stabiliva le regole con cui il Senato doveva essere eletto. E mi è sembrata un'ingiustizia e il giorno stesso in cui è stata approvata ho messo mano a penna, ho fatto una riga con cui uscivo dal gruppo del PD e da lì sappiate che quello che è stato un'esigenza interiore, così è diventato un atto politico, è stato il primo atto politico della mia vita, proprio visibile, e questo ha creato tutta una situazione per cui poi quando potevo fare una scelta, dopo appunto 43 anni di magistratura e 5 di Presidente del Senato, potevo anche dedicarmi alla mia famiglia, ai miei hobby, al mio nipote. Invece mi sono caricato i nipoti di tutta Italia, perché ho deciso di appunto rimettermi in gioco. E quindi siamo qui adesso a portare avanti queste idee, questi valori, questi principi bellissimi. E vedete, il nostro è un progetto di riscatto, è un progetto che vi hanno già illustrato, non tornerò sui programmi, sul lavoro, la scuola, il diritto allo studio, la sanità, l'ambiente, vi hanno già chiarito quali sono i nostri programmi, quanto è bella è l'insieme. Quanto è bello l'insieme di tutte le idee che abbiamo messo tutti quanti in discussione prima per poter fare un programma completo che potesse interpretare quelle che sono le esigenze dei cittadini. Però è un primo passo, perché quello che sto facendo per ora è girare per tutta quanta l'Italia per attuare un mio metodo. Adesso potete chiamare il metodo grasso come volete, ma è il metodo dell'ascolto innanzitutto. Ascolto perché incontrare le persone, sentire le loro esigenze e poi riflettere e poi cercare attraverso i corpi intermedi che forse una certa politica del PD ha tagliato completamente. Corpi intermedi significa i sindacati, significa gli uffici studi, significa tutto quello che elabora le richieste, le esigenze della base e poi le porta all'attività decisionale dei vertici, di coloro che devono prendere le decisioni politiche per il bene dei cittadini. Bene, tutto questo richiede un lavoro, richiede una collaborazione, richiede qualcosa che va fatta tutti insieme. E quindi noi siamo partiti e io vado girando per tutta quanta l'Italia e però incominciamo a vedere dei grossi problemi. Io per esempio ho affrontato oggi quella che è una situazione che è venuta fuori a Napoli, Roberto De Luca, il figlio del governatore della Campania, e Luciano Passariello certamente si difenderanno nelle sedi processuali per le cose che possono essere loro contestate, però certamente la mia sorpresa e la mia preoccupazione è quella che la politica possa lucrare su attività che danneggiano i cittadini sotto il profilo dello smaltimento dei rifiuti, e quindi preoccupato anche per l'imbarazzante silenzio di un partito come il PD e di Renzi su questi temi che coinvolgono sia il PD sia il
il Fratelli d'Italia, appunto, che hanno come candidato Passaini. Vedete, allora il tema che io ho trattato per tanti anni diventa un tema di attualità, perché in questa vicenda c'è il problema della criminalità, del traffico dei rifiuti, c'è il problema della corruzione, c'è il problema dei rifiuti e dell'ambiente. Come vedete si legano tutti quanti questi temi, questi problemi. Ebbene, io oggi dico basta, dico no alla corruzione, no ai privilegi, no ai favoritismi, no ai comitati d'affari, no a tutto questo. E siccome per tutta una vita ho affrontato le sfide della criminalità, adesso continueremo su questo piano e questo sarà un tema prioritario della nostra campagna elettorale, un tema che difenda la legalità e che dica no a tutto questo mondo. Quindi noi, liberi e uguali, noi ci faremo portatori di questo tema che diventerà un tema, vedete, dalla giustizia ci spostiamo sulla giustizia sociale che è quella che fa sì che noi ci occupiamo delle diseguaglianze sociali. È stato detto, problema del lavoro, problema molto, molto grave, e diseguaglianze sociali che portano a un sistema politico che oggi continuamente ci vede all'attenzione di chi ci accusa che dando il voto a Grasso si dà il voto a Salvini. Io non capisco come si possa creare una cosa del genere, ma continuano a battere. Ogni giorno c'è qualcuno che dice che credo che alluda al fatto che noi ci siamo separati dal PD e che quindi questa mancanza di coalizione o di appoggio al PD possa creare tutto ciò. Bene, qualcuno ha perso di vista che il PD non è più il di sinistra e quindi perché vedete abbiamo provato quando c'era la legge di bilancio, si era chiesto un segnale per poterci ricollegare a quell'area. Avevamo chiesto una cosa semplice: eliminate, abolite il super ticket sanitario. Ci sono delle persone anziane che devono scegliere tra curarsi oppure mangiare oppure riscaldarsi, e hanno detto no. Avevamo chiesto forse l'articolo 18 del Jobs Act potete rimettere di nuovo in funzione. In fondo si tratta di tutelare la dignità del lavoro, si tratta certamente di evitare i licenziamenti per cause ingiuste, e ci hanno detto no. E non dimentichiamo che avevamo anche chiesto una legge elettorale col voto disgiunto, in maniera tale da poter votare la propria lista e poi trovare un accordo per un candidato di sinistra sul territorio. Ci hanno detto no. E non dimentichiamo che un certo Pisapia ha tentato per un anno di ricreare il centro-sinistra e non ci è riuscito, addirittura ha abbandonato la politica. Quindi voglio dire, è chiaro che non ha trovato nessuna possibilità. Quindi adesso accusare noi come la causa della vittoria di altri o della destra. La destra la fa vincere chi fa il patto del Nazareno, la destra ricreare quei collegamenti e poter fare un governo di unità
tra Forza Italia e PD, che è il piano che risale all'accordo sulla legge elettorale. E adesso però, siccome ci sono tanti delusi del PD, ci sono tante persone che hanno capito finalmente e hanno giustificato anche quella scissione che è stata fatta qualche tempo fa, ora si sono resi conto che era assolutamente indispensabile, soprattutto quando hanno visto la formazione delle liste del PD, laddove qualsiasi dissenso è stato eliminato, per cui effettivamente non c'è più la quota di sinistra della coalizione del PD, ma è rimasto un partito che possiamo definire un PDR, partito di Renzi, Orlando. Quindi è questa la realtà, e continuare a darci la responsabilità di questa scissione e di questa mancanza di forza. Ma con chi ci dobbiamo alleare? Con chi fa le politiche di destra? Con chi ha creato la buona scuola, che di buono non ha niente, che ha scontentato docenti, insegnanti, genitori, alunni? O il Jobs Act, che abbiamo visto che ha creato un lavoro precario, certamente. E pensate che era stato creato il Jobs Act con l'idea finalmente del lavoro a tempo indeterminato. Io ricordo ancora le slide di Renzi che diceva questo: 3 anni di sgravi fiscali alle imprese che hanno creato un po' di lavoro. Poi giorni fa ho incontrato un imprenditore che mi ha allargato le braccia e mi ha detto: devo licenziare 150 ragazzi che avevo assunto, perché ora non posso più, senza gli sgravi fiscali non posso più mantenerli. E capite che come si può pensare a un futuro, creare futuro per i giovani, creare futuro per questo paese senza una stabilità e una sicurezza nel lavoro? Come si può? Come si può costruire un futuro con la ragazza a cui vuoi bene, creare una famiglia, creare una casa, avere un mutuo, senza la sicurezza nel posto di lavoro? E allora noi pensiamo che quei 6 miliardi all'anno, quei 18-20 miliardi che sono stati necessari per il Jobs Act, o quegli altri che sono stati utilizzati per i vari bonus, gli 80 euro, per carità, ben vengano gli 80 euro, nessuno vuole eliminare gli 80 euro, però cosa producono gli 80 euro? Cosa produce il bonus bebè? Il bonus bebè ti compri i pannolini per un anno, dopodiché il bonus finisce, il bebè ti rimane e con tutti i problemi. Allora noi avremmo fatto una politica diversa, una politica di investimenti in infrastrutture, in lavori stabili, sicuri, che potessero appunto creare qualcosa di stabile per il futuro del paese. E questo quindi non c'è stato. Quindi per noi è importante il cambiamento, e che il cambiamento sia radicale, siamo noi per il cambiamento e siamo per una visione di paese assolutamente diversa, e vi è stata illustrata da questi magnifici candidati che porteranno le nostre idee tra la gente, e io spero che questi sforzi siano veramente coronati da successo. Un'ultima cosa: c'è stato Andrea Orlando, il ministro della giustizia, che ha detto che Grasso va nel bosco, usando una metafora di Pierluigi Bersani, che va nel bosco a cercare Di Maio e trova Salvini. Allora, anche qui io non capisco. Intanto non vado a cercare Di Maio perché con Di Maio ci sono dei temi che sono assolutamente inconciliabili. Sui diritti civili
impraticabili, e quindi come potrei andare a cercare Di Maio nel bosco? E poi se incontro Salvini lo scanso. È colui che teorizza e fomenta. Pensate, è stato segretario nel 2013 e la Lega era al 3-4%, e dai sotto con l'immigrazione, gli immigrati, e per tutto questo tempo ha fatto, cavalcando la paura delle persone, è arrivato al 14%. Allora, come si può sfruttare politicamente la paura per un disegno politico, un disegno di potere? Questo è qualcosa che ci deve far riflettere, come chi semina paura o chi fomenta la paura poi raccoglie violenza. E questo poi non deve meravigliare se ci sia qualcuno che pensa di risolvere i problemi della sicurezza incominciando a sparare alle persone che sono di colore diverso. E questo non lo possiamo assolutamente ammettere. Per noi la sicurezza vuol dire avere le strade sicure, pulite, le strade con le forze dell'ordine che controllano il territorio, vuol dire avere i cittadini che collaborano, vuol dire anche avere l'illuminazione di certe strade. Il concetto di sicurezza è un concetto che è molto ampio, ma non si può pensare di risolvere il problema della sicurezza impugnando una pistola e incominciando a sparare. Quindi la sicurezza personale e poi la sicurezza sociale. Sicurezza sociale significa, ma è sicuro il giovane appunto che non ha lavoro, è sicuro l'anziano che non si può curare? Allora noi pensiamo che questi siano i temi che dobbiamo affrontare e mettere alla base di quello che è il nostro programma politico. Il nostro programma politico significa appunto, se abbiamo una forza politica, questa forza politica impedirà quel piano, questa volta sì, quelli che ci chiedono il voto utile per il piano Renzusconi, come lo vogliamo chiamare, un piano per poter governare questo paese. E quindi noi vi chiediamo veramente di poter dare il consenso a Liberi Uguali, non solo per tutte quelle cose che vi sono state illustrate, ma perché noi abbiamo una visione di paese, una visione di futuro, una speranza, la speranza di poter la mattina far sì che un giovane che si alza ha la serenità e la felicità di poter affrontare una giornata con la sua famiglia, di andare a un lavoro stabile, di poter appunto tornare a casa e avere questa serenità, questa felicità, questo poter andare avanti, questo poter far sì che tutto il mondo insieme a lui cambi e cambi sempre in meglio, un mondo che sia pulito, non inquinato. Oggi abbiamo lanciato il piano verde di Liberi Uguali, un modo per cui quegli ideali che appunto mi hanno sempre ispirato e che non ho mai dimenticato, gli ideali del ragazzo di sinistra che possa vedere ricostruita la sinistra e insieme alla sinistra vedere ricostruito il paese. E io vi prego, andiamo tutti insieme, mettiamo tutte le nostre energie per convincere tutte le persone che noi possiamo incontrare, tutti gli amici degli amici no però, ma tutti gli amici, per poter veramente far sì che questo consenso sia sempre più diffuso e noi possiamo
liberi e uguali, andare avanti per un futuro migliore per il nostro Paese. Grazie. Grazie. Quel che sei si riflette nei tuoi gesti e non esiste obiezione di fare